Buonasera amici di Ferro Team, buonasera Beatrice. Mamma mia, che brave che siamo stasera. Allora, siamo diventati di una coordinazione spaventosa. Fantastiche. Dove siamo questa sera? Vediamo chi sa leggere. Miss Riviera del Brenta, perché questa sera si disputerà la finalissima, che appunto vedremo la nostra Erika Grigio che dovrà cedere la corona. Beatrice, ti sto sulle scatole, vieni qua. Che dovrà cedere la corona per fare spazio alla nuova Miss Riviera del Brenta. Le sfidanti sono tante. Esatto. E noi vi abbiamo portato così un regalino. Non so se è tanto bello, però. Un regalino perché? Perché questa mattina, carissimi amici, siamo stati insieme ad alcune delle Miss di Riviera del Brenta sul Burchiellino. Ecco, è tutta la mattina che io vado avanti a chiamarlo Burchiello, va bene. Sul Burchiellino, e lì abbiamo fatto un po' di domandine sulla nostra meravigliosa Riviera del Brenta e su Venezia alle nostre Miss, quindi di cultura generale, a carattere turistico e anche qualche domandina più particolare sul concorso. Questo per vedere un po' se erano preparate, esatto, se avevano studiato. Questa mattina, cara Giulia, le abbiamo promosse. Non tutte, ma le abbiamo promosse, questo va detto. Però dato che questa mattina non erano tutte quante, e però quelle di stamattina sono state più furbe perché l'hanno potuto fare registrato. Esatto. Oggi invece lo faremo in diretta. Quindi io che dire, iniziamo subito, anche perché ovviamente noi adesso c'è un'intervista, ma poi dobbiamo iniziare, quindi dobbiamo fare molto molto veloci. Beatrice, direi che possiamo cominciare? Cominciamo pure, prego, buonasera. Buonasera, magari prima guardiamo se è acceso o no. Va acceso. Perfetto, buonasera. Buonasera, facciamola venire al centro. Esatto, era quello che stavo pensando anch'io. Lei è? Buonasera a tutti, io sono Elisa. Ciao Elisa. Ciao Elisa. Come stai? Molto bene, grazie. Sei pronta? Sì, sono un po' agitata. Cosa speri? Io spero di vincere il concorso perché è un sogno che ormai ho da 2 annetti e per me realizzarlo sarebbe qualcosa di meraviglioso. Fondamentalmente ci sta, anche perché veniamo qua fondamentalmente tutti per la corona. Esatto. Alla fine c'è anche quella di G di Ferro. Esatto, questa ricordiamo sera che questa sera ci sono 2 corone, quella di Miss Riviera e quella di G di Ferro, quindi mai essere tristi perché chissà quale corona può cadere. Quindi, ma io passerei alle domande piccanti. Tutte e 2? Oh, bella, questa mi è piaciuta. Vai giù. Non sono mai abbastanza le corone. Non sono mai abbastanza le corone. Hai ragione. Io però passerei subito alle domande piccanti. Va bene. Dimmi una cosa che consiglieresti a un turista di tipico o della Riviera del Brenta o di Venezia. Prego. Io penso che consiglierei di venire a vedere il Palio del Ruzzante, che è una competizione che si svolge ogni anno in un paese diverso della Riviera del Brenta. Per esempio l'anno scorso è stata a Fiesto d'Artico, in cui ogni squadra, ognuna rappresentante un paese della Riviera del Brenta, si sfida nella gara dei tiranti. Sostanzialmente questi uomini molto forti devono tirare la barca nel minor tempo possibile. È stata un'esperienza bellissima, infatti l'anno scorso sono stata madrina grazie al concorso di Riviera del Brenta e spero di ritornarci anche quest'anno e lo consiglio anche a tutti voi. Io voglio piangere. Bene, io voglio abbiamo piangere perché voi dovete capire che la Beatrice è con noi da 2 anni. Io in 7 anni e da un bel po' che ormai esiste Riviera del Brenta, nessuna mi è mai riuscita a rispondere con così tanta scioltezza, figuriamoci in diretta. Posso assicurarvi che lei non si era preparata. Quindi complimenti. Grazie mille, ragazze. Molto preparata. Passiamo alla prossima. Carissima Elisa, in bocca al lupo. Ciao ragazze, buona serata. Ciao. Arrivederci. Buonasera. E noi adesso abbiamo una bellissima Roscia che arriva qua da noi. Ciao a tutti, sono Marianna. Ciao Marianna, come siamo stai? con Marianna. Bene, voi? Bene, accaldata. Fa un pelo caldo secondo me. Poi tra certo. l'altro voi ci vedete così bellissime, piallatissime più o meno. Abbiamo le luci di Barbara D'Urso che quindi quelle scaldano, che è un piacere, veramente è un amore. Prego, Allora, Bea. ti senti pronta per questa sera? Sì, mi sento pronta, molto, non sono agitata. Ero più agitata a casa ieri, ma essendo che qua mi trovo bene con tutti e anche con tutte le ragazze, non ho neanche un po' di paura. Un augurio che fai a tutte le tue colleghe? Allora, le ho conosciute tutte, sono tutte gentilissime e simpatiche, quindi che vinca la migliore. Se non vinco, cosa che ovviamente spero, non me la prenderei perché so che tutte si sono impegnate tantissimo. E questo è un bellissimo augurio. Farei subito la domanda io. Sì. A un turista cosa consiglieresti della Riviera del Brenta o di Venezia da venire a visitare?
Allora, a un turista io consiglierei una cosa non molto scontata, ovvero la scuola grande San Giovanni Evangelista di Venezia. Io ragazzi piango perché non erano sul Burchiello oggi, che mi levavo metà stress. Bellissima. Perché ho fatto diverse sfilate di abiti da sposa, di stilisti, e devo dire che mi hanno dato l'opportunità di vedere appunto questa bellissima scuola che io non sapevo neanche che esistesse. Non è un posto diciamo molto turistico, Esatto. È un posto un po' più di nicchia. Esatto, e se si va si possono anche fare le visite guidate che possono far vedere anche il giardino interno e spiegare proprio la storia, quindi lo consiglio molto. Bene, perfetto. Ecco dove andremo io e te, Giulia. Una No, gitarella. io ci sono già stata, guarda, io Anche avendo io, vissuto però- a Venezia ho fatto veramente tutto. Però, carissimi amici, un saltino ce lo farei. Anche perché ti dirò di più, noi poveri veneziani disgraziati come la morte, non possiamo avere tutti l'aria condizionata in casa. Edificio storico, non puoi avere l'aria condizionata. Sapete dove andavamo noi, perché era gratis per i veneziani, a rinfrescarci? Museo di Storia Naturale a Venezia. Il posto con la migliore aria condizionata di Venezia, io lo consiglio a tutti. Fantastico, fantastico. Se volete prendervi aria condizionata, andate al Museo di Storia Naturale. No, guarda, meraviglioso, soprattutto la sala delle imbalsamature. Quella era perfetta. Ottimo. Bene, io Passiamo per alla andare prossima. alla nostra meravigliosa Grazie mille, miss, buona in serata. bocca al lupo. Grazie. Ciao. E passiamo adesso, qua ci serve la scaletta. Bene, qualcuno mi tiri su, per favore. Grazie. Regia, uno sgabellino per Beatrice. Però ragazze, pelo più in qua. Ti. Perfette, via. Buonasera, io sono Martina, ho 18 anni. Ciao Martina. Ciao Martina. Ciao Martina, Ciao, che hai ragazzi. 18 anni. Quando è che li hai compiuti? L'anno 20 scorso o ottobre. quest'anno? L'anno scorso. Quest'anno ne facciamo 19. 19, va bene, dai. Vogliamo festeggiarli con la corona di Misteria del Brenta? Magari, sinceramente. Come ti senti? Io pronta, però anche un po' in ansia, perché ci tengo molto a questo concorso, quindi... Cara. Del Brenta è un pezzo di cuore. Sì, Anche è bello. io ce l'ho ancora nel mio cuoricino. Ce l'hai ancora sulla tua Anche carra? la mia fascia, sì. Perché vi ricordo che 2 anni fa era proprio qui che io ho preso la mia fascia. È da qua che abbiamo fatto fare prima l'anno e poi abbiamo avuto questa malaugurata idea di assumerla. E adesso li licenzio tutti. Ma ciao, prego, vada. La domanda cattivissima: cosa consiglieresti a un turista nella Riviera del Brenta o nel veneziano da visitare? Può essere un luogo, può essere un'usanza, può essere tutto. Allora a Venezia consiglio di vedere assolutamente il teatro La Fenice, ma è un posto che ho visitato molte volte perché io recito anche fin da piccola, quindi a vedere orchestre o comunque messe in scena, prosa, commedie, bellissimo. Quindi a chi piace soprattutto il teatro consiglio di andare a vedere questo posto. Sapete cos'è questo sorriso malefico che ho fatto io? Arriva la seconda domandina che aveva risposto troppo semplicemente e ha detto una cosa che io adesso voglio assolutamente approfondire. Mi sai dire qualcosa che è successo alla Fenice? Qualcosa che è successo alla Fenice? Un evento che ha cambiato radicalmente la vita dei veneziani. È stata bruciata? Ok. Brava, Assunta. promossa. E perché ha cambiato la vita radicalmente ai veneziani? Non lo so questo sinceramente. Perché la Fenice è stata bruciata in un inverno dove quasi tutti i palazzi storici veneziani hanno il caminetto. Ah, è vero, ok. Quindi cos'è successo? Che quando ovviamente la fuliggine non è sempre spenta quando arrivi in aria, si è bruciato così. Da quel momento pellet, stufe, caminetti, siamo più aver avuto nulla, sono stati tutti chiusi, per questo è stata cambiata la vita. Brava, mi è piaciuta, complimenti. Direi che possiamo passare alla Promossa, prossima. pieni voti. Sì, anche perché veramente gliel'ho fatta cattiva, Bene, Martina, in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Prego, buonasera. 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 Sono Buonasera. Emma e ho 19 anni. Ciao Emma, come stai? Bene, dai. Come ti senti questa sera, pronta? Tranquilla in realtà. Tranquilla, tutte tranquille questa Tutte sera, no? Ho tranquille. capito. Ma perché la vedo come un'esperienza per divertirmi e conoscere nuova gente. Se vinco E bene, scegliersi se no- l'abito da sposa. Perfetto, ottimo. E scegliersi l'abito da sposa, perché ricordiamo che c'è anche appunto l'uscita Abbiamo il spose, fidanzato qua? quindi- È qua che ci guarda. Deve farmi il video per favore. Fidanzato, qua fidanzato. secondo me stiamo aspettando una proposta di matrimonio, la vedi anche in abito da sposa, potresti farti cogliere dall'emozione. Io voglio assist. Aspettative di questa sera. Oltre a In realtà divertirsi. no, se no rimango deluso. Beh, mi sembra un'ottima tattica comunque. Divertirsi, andare sereni, lisci e poi alla fine si vedrà. Esatto, guarda, ti dirò una cosa molto divertente. Quando ho fatto io la mia finale qua ero
su, perché anche io sono alta 1 metro e un tappo, più o meno ho 185 centimetri di tacco, ero sulla scalinata, praticamente ero senza tacchi perché ho detto io il mio l'ho fatto e non mi aspettavo minimamente niente, eppure lei ha deciso di chiamarmi, di darmi la fascia. Se vuoi me la rimangio, No, mia, allora. mia, mi spiace, non c'è scritto il mio Mi è nome, ma tra poco ci successa sarà. la stessa cosa quando ho preso questa fascia, perché mi ero già tolta i tacchi dato che eravamo in spiaggia. Li ho tolti e lì mi hanno chiamato. Ho fatto le foto scalza. Adoro questi Vabbè, ma momenti che sono io momenti adoro. spontanei bellissimi. Partiamo anche con te con la domanda difficile. Cosa consiglieresti a un turista di visitare o nella Riviera del Brenta o nel Veneziano? Allora, a Venezia sicuramente consiglierei di fare un giro in gondola perché è molto romantico e si può fare un giro panoramico per una bellissima città molto importante, secondo me. Dai, ti vedo che hai lo sguardo da vipera, dai. Tu lo sai qual è il modo più facile, più veloce per risparmiare di più, per non fare un intero giro turistico in gondola, ma per poter avere almeno il brivido di salire su una gondola? No, sinceramente no. La gondola traghetto. La gondola traghetto. Mai visto. È su dei punti di Venezia che praticamente attaglia al Canal Grande e ti fa passare da una sponda a un'altra. Per i veneziani che sono in possesso della carta Venezia è gratuito, invece per chi non ce l'ha sono 3 euro. Tu ci sali, ti godi la gondola, ti riesci a fare anche 2 fotine, comunque sei in Canal Grande, sono in dei punti appositi e dopo hai fatto la tua traversata. Non hai speso 85 euro e sei comunque felice. L'ultima volta che ho guardato erano 85 euro, tipo 3 anni fa. Adesso chissà. Una valida Dipende alternativa. dalla zona. 85 euro probabilmente non sono quelle di Piazzale Roma. Piazza San Marco so che un giro si può girare, può andare attorno anche ai 200 euro, dipende che giro vuoi fare. Perfetto, ottimo. Bene, in bocca al lupo. E passiamo alla prossima. Ciao a tutti, Buonasera. io sono Buonasera. Milena, Ciao, Milena. ho 15 anni, vengo da Vigonovo e rappresento. Calma, respira. No, e adesso, qua Respira. vicino a Giulia. Respira, calma, rilassata, siamo in Sei emozionata? Sì, tanto. Amore, prima finale? Sì, prima. Riviera del Brenta è una casa, sono tutti buoni, faccio la buona questa volta, mi ha commosso, voglio essere magnanima. Quindi rilassati, adesso raccontaci un attimo di te e dopo chiediamo ti dice anche come ti senti per la serata. Ok. A parole tue senza Per ansia. la serata mi sento molto agitata, però spero che passi perché questa agitazione mi stressa abbastanza. Sai però- che questa è l'adrenalina, questa Sì, adrenalina sì, sì. ti aiuterà anche a fare la passione, soprattutto le scale. Sì. Però stai serena, che sai che comunque ci sono i corrimani, piuttosto che cadere attaccatevi sempre ragazzi, l'incolumità viene prima di ogni cosa. Però sai che appena finirai tutto questo Sì. andrà a dissiparsi e starai veramente molto più tranquilla. Prego Beatrice, Allora, te la faccio io. ti ho passata quella più buona del gruppo. Te la faccio io allora. Qual è il tuo posto preferito? Allora, a me piace molto il Lido di Venezia perché è un luogo molto tranquillo dove si possono fare gite in famiglia e anche comunque si visita così, si fanno, si sta al mare così. Esatto. Ci sta. E per chi invece non ha voglia di andare al mare ma vuole godersi un po' di cultura, cosa c'è al Lido? La mostra del cinema. Bravissima! Io non ho detto niente, guarda, Bravissima, che tra l'altro Miss Riviera del Brenta Esatto. è stata ospite più di qualche occasione. esattamente, Alla quindi mostra del cinema. magari chi lo sa. Se vinci dobbiamo levarci l'ansia perché devi andare sulle carpet. Esatto. Attenzione, mi raccomando. Esatto, quindi se vinci, mi raccomando, stella mia. Adesso Ma sì, ma calma, vedrai che andrà tutto rilassata. bene. Beh, l'importante è che tu adesso ti metti il tuo bell'abito, fai la tua bella sfilata, ti diverti, ti passi una splendida serata. Grazie. E andrà tutto bene, non ti preoccupare. A Noi me la lasciamo andare anche a prendere un goccino d'acqua perché sono veramente molto accaldate le Io nostre sto ragazze. morendo in questo momento, E passiamo ragazzi, alla lo dico. prossima. Grazie mille. E siamo qui. Ciao, sono Camilla. Ciao Camilla, come stai? Bene, dai, un po' agitata. Vabbè, ma è normale, è una finale alla fine. Poi tra l'altro noi cattivissime interviste in diretta. Ta-tam! Come siamo nel backstage? Com'è l'atmosfera? Dai, sono contenta di essere qua con 2 mie amiche, quindi tutto Ah! Lei si è portata, Esatto. invece di portarsi il pubblico, lei se l'è portata in backstage. È geniale questa cosa qua, ragazzi. È furbizia. Io passerei con una domanda cattivissima. bene. Certo.
a un turista cosa consiglieresti di vedere a Venezia o nella Riviera del Brenta? Allora io dico a Venezia e consiglierei Pellestrina perché l'ho visitata ed è un'isola bellissima con un bellissimo mare. Quindi anche per chi vuole magari farsi Una giornata una al giornata mare. diversa dal solito per non andare nei soliti posti, possiamo andare anche là. Raggiungibile con? Battello o barca per chi ce l'ha. Ti dirò, io non sono mai stata O a motonave. Pellestrina. È molto bella. Non sono mai ma stata. è Giulia, carina, è sai carina. portarmi prima o poi? Io quella volta, voi non lo sapete, che eravamo andati in barca, io, te, Filippo, Sì. la Cinci, compagnia cantanti, dovevamo andare a Pellestrina in barca a mangiare, invece poi ti ho portato al Baccam, Che è là vicino. che è molto vicino. Però c'era mare mosso, non so se ti ricordi in Ah sì, quell'orario che tu lì. hai perso anche gli occhiali, brava, esatto. È stata una scena molto divertente. Ma C'era questo- mare molto mosso e quindi non siamo Ma andati. questa è una storia per un altro momento. Noi ora congediamo la nostra Miss e passiamo alla prossima, che si stava mettendo l'autunno, immagino. Sì, perfetto, ottimo. Hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo. in una maniera assurda. Hai fatto benissimo. Senti che vanno odori di citronella, voi non potete sentirlo, ma questo è l'odore che ti salva la vita. Bene, buonasera. Buonasera, Tu chi sei? sono Tessare Beatrice. Ciao Beatrice. Vabbè. Indovino che ha un nome bellissimo e meraviglioso, giusto? Dante di Dante. È il nome migliore del mondo, d'altronde. Allora, sono nata l'anno stesso di Shakespeare anche. Ecco, quindi non so se avete notato questa cosa, amici di Eferti. Tutte quelle che si chiamano Beatrice hanno un'umiltà. Veramente si tocca con Mona. D'umiltà vestuta, lo dice anche Dante. Va Già l'aveva visto lungo già Dante su all'epoca. Dante, come Beatrice su Dante, tra l'altro. Come stai? Come ti senti? Come ti vedi questa serata tranquilla? No, ma lei la vedo molto Questa incisa e sera rilassata, sono se la gode. Stasera sono tutte tranquille, serene. Ma si sono tutte agitate finora, a parte lei. Perché mi diverto fuori dal backstage, io sono contenta. E allora va benissimo. Domanda cattivissima. Pronta? Guarda che si è già messa sull'attenti, bravissima. A un turista, cosa consiglieresti di visitare? Il ghetto ebraico. Là. No. Il palazzo con più omicidi di Venezia. Criminologa. Sì, ok, ma il ghetto ebraico è una storia molto antica, del 1500. Però dai, possiamo. Allora mi dici quello e poi mi dici l'altra domanda, vai. Il ghetto ebraico è una storia molto bella perché gli ebrei venivano racchiusi tutti in questa isola a parte e controllati solo da un ponte che ha chiuso a mezzanotte e l'ha aperto la mattina. Loro erano chiusi là. Eh sì, infatti ancora si respira molto quest'aria, infatti non tutti escono, molti stanno sempre lì e quando entra qualcuno un po' troppo biondo con occhi azzurri diciamo che non sono felicissimi. L'altra domanda che ti ho posto? Allora, devo essere sincera. Io non l'ho sentita. Il palazzo con più omicidi o morti a Venezia. Tu te lo ricordi? Sì. Io non mi ricordo il nome, mi ricordo l'ubicazione, non il nome. L'ubicazione me la ricordo. No, non ce l'ho. Mi dispiace. Non ragazzi. ce l'hai? Io non mi ricordo il nome, non mi Ed ricordo ecco il perché nome. l'ha chiesto la Miss, capito? Non lo sa neanche lei. No, però mi ricordo l'ubicazione. È il palazzo a fianco alla Guggenheim. Quello non che mi ricordo il nome. non me lo ricordo neanche io, Amici, però scrivetelo nei commenti. è un palazzo molto particolare perché ha l'esorcismo scritto sopra, perché è il palazzo più stato di Venezia, il palazzo dove sono stati fatti più omicidi e più morti. Ecco, amici, scrivetelo nei Peggio nel commenti, mostro di vi Firenze. aspettiamo. Peggio nel mostro di Firenze. Peggio, sì, è il palazzo, un palazzo assassino praticamente, tanto che ha un esorcismo scritto sopra. Infatti, stranamente nessuno lo compra. Chissà perché. Nessuno lo vuole finire di ristrutturare, è lì solo soletto. Beh, ci diamo tanto noi al massimo li facciamo una Sono i fantasmi. Ma io e te siamo l'erba cattiva. finché mi aiutano a pulire, allora, finché mi levano la polvere e i ragni va benissimo. Io e te siamo praticamente l'erba cattiva. Bene, Beatrice, in bocca al lupo, noi continuiamo. E mi sa che abbiamo l'ultima. Forse abbiamo l'ultima, aspetta che vado dietro. È l'ultima, poi ci vuole assolutamente la nostra Erika Grigio che si sarà già avvicinando Certo, qua è già dietro. qua, Erika Grigio, Perfetto. buonasera. Attenda qua. Bene. Stia qua. Riappare la lei. nostra No, perché Beatrice. qua bisogna prenderle per i capelli tra poco. Buonasera. Ragazze mie, venite in centro di Lei è? inquadratura. Angelica. Ciao Angelica, Ciao. come stai? Bene, sono un po' nervosa, però tutto bene. Accaldata? Soprattutto. Anche una io. cappellata di ricci tanta, meno male che li ha corti perché sennò secondo me lei era già così, veniva con la flebo a fare la sfilata e l'intervista. Io penso di avere la frangia Anche tu non scherzi. devastata. Va bene, facciamo È finta- pittoresca. Non guardatela per favore, ragazzi. Allora, aspettative per questa sera. Cosa ti senti? Aspettative, me la sento molto bene,
anche se devo dire ci sono tante ragazze molto belle, quindi... Perché alla fine, alla finale arriva sempre la creme della creme migliore dopo tante scremature, però siete tutte, avete la giusta occasione per poter vincere. Sì, poi siamo tutte delle brave ragazze, le ho conosciute abbastanza, la maggior parte, Sono tutte brave, umili, buone, perfetto. Domanda cattivissima. Sì, sono pronta. Vai, mi piace quando mi dicono così. Cosa consiglieresti a un turista di vedere o a Venezia o in Riviera del Brenta? Allora, io vi consiglierei di vedere la Villa Pisani a Stra, perché è una villa dove... Facciamola vedere dov'è. Eccola qui. Ecco, ho passato praticamente tutta la mia infanzia perché mio papà è originario di là, di quel posto. E quindi l'hai vista sempre. Sì, soprattutto poi il labirinto che consiglio proprio di provare. Che Quello è divertentissimo. super divertente. Non andateci con i bambini piccoli. No. Questo sicuramente. Tu sai a che altro palazzo storico meraviglioso assomiglia Villa Pisani? Mi somiglia molto al Versailles, mi ricordo molto Versailles. Bravissima. Promossa. Era titubante, infatti aveva anche un po' la manina che tremava, ma l'ha detto perché giusto. anche la reggia di Caserta somiglia anche un po'. Sì, diciamo che sono stati fatti sugli stessi disegni. Esatto. I progetti sono simili, sono Che tutti brave simili. questa sera, Brave. bravissima. Sarà, Ma io non ho sarà capito che quando perché- vi diciamo ragazzi siete in diretta Però posso dirti, allora il prossimo anno farei il contrario. Quelle del Burchiello in diretta e quelle invece che della diretta sul Burchiello, così mi esaurisco meno la mattina, la sera ho più energie. Bene, in bocca al lupo. Grazie mille. E io direi che adesso ti congediamo e arriva subito la nostra Erika Grigio, Miss Riviera del Brenta 2024, che ora dovrà raccontarci veramente un sacco di cose. Ciao Erika. Ciao, buonasera. Come stai? Tutto bene, emozionata. Sei pronta a cedere fascia e coroncina? No, dai. Infatti prima in bagno si è messa 118.000 porcine in modo tale che nessuno possa, cioè devono proprio levarle anche lo scalpo. Esatto. Erika, guarda me. Io sono quella buona, ma ora ho lasciato il cane sciolto. Quella buona ora non potrà aiutarti. Tu sei Miss Riviera del Brenta 2024. Sei stata Miss Riviera del Brenta per un anno e stasera ufficialmente cederai il titolo. Quindi tu ovviamente saprai tutto sul concorso di Miss Riviera del Brenta. Assolutamente. Bravissima. E allora raccontaci come è nato. Allora, il concorso è nato 10 anni fa per via di un tornado che ha devastato la Riviera del Brenta e di conseguenza Renato ha pensato di fondare un concorso di bellezza per aiutare a sfondo beneficiario il territorio per rimettersi in piedi. E poi il concorso ha continuato perché appunto ha visto che stava andando più che bene, quindi ha voluto continuarlo, non più a sfondo beneficiario, ma per promuovere il territorio. Esatto, E anche a sì. scopo benefico, perché ogni anno Renato sceglie un ente a cui donare i fondi che vengono raccolti, No, ma perché Miss Riviera del esatto. Brenta raccoglie sempre fondi da sempre. Esatto. Tra l'altro, oggi che siamo stati nel Burchiellino. È inutile che mi guardi così, ho capito che si chiama Burchiellino. Che era piccolo, era il Burchiello piccolino. Dai, stringi. Abbiamo anche visto una villa e un intero campo dove è passato questo tornado che è ancora, pensa, dopo 10 anni ancora devastato e non cresce la vegetazione. È stata una cosa molto molto tosta, va detto. Che cosa consigli alla nuova Miss Riviera 2025? Non ho Non ci capito. sono parole, non Ah, ci sono ok. parole per... Ho avuto un dire momento in cose cui il mio unico neurone ha girato a vuoto. Cosa sta No succedendo? dai, allora le consegno ovviamente la fascia. Le consigli, no le consegno. Mannaggia a te. Beatrice, siamo in diretta televisiva, non possiamo dirle queste cose. Lì consegnerà ovviamente corona e fascia perché le deve cedere. E poi cosa consigli invece a questa nuova Miss per poter affrontare il suo anno al meglio? Allora, pazienza perché ci saranno molte cose da fare, impegnative ma belle, ma soprattutto divertimento, cioè bisogna prendere le cose alla leggera, con divertimento, senza pensieri e quindi goditelo finché sarai in carica. Finché dura. E tra l'altro va detto che Miss Riviera del Brenta tocca tutti i carnevali ed è bellissimo. Esatto. È veramente una goduria, una bellezza. Bene Erika, noi ti ringraziamo e che dire amici G di Ferro Team? Noi direi che ci ascoltiamo un po' di musica della nostra GD Radio, dato che a brevissimo dovremmo iniziare, però io e Beatrice andiamo a berci un goccino d'acqua Anche ad asciugarmi un attimo. a rinfrescarci un attimo e lei si rifrangia la frangetta. Ragazzi, sto morendo. E ci vediamo tra pochissimo con l'inizio della finalissima di Miss Riviera del Brenta qui nel comune di Campagnalupia. A tra poco! Sotto le luci, sotto il cielo,
questa notte brilla solo per loro. Passi decisi sulla passerella, splendono come stelle una più bella. Camminano forti con il cuore acceso, un sogno che vola, un fuoco sospeso. Miss Riviera, regine del momento, tra applausi, sorrisi e puro talento. Tu sei unica, tu sei splendida, lascia il mondo guardare, sei magnetica, brilla forte e fai sentire la tua voce, sei la Ciao a tutti, sono Messi, la bellissima di Miss Riviera del Brenta 2025. Passi dorati in questa follia, sei sogno che tutti. A presentare sarà Barbara Bonella. Un'emozione che fa il cuore vibrare. Buonasera a tutti e benvenuti in questa splendida location di Campagna Lupia, ben ritrovati a chi c'era anche ovviamente poco tempo fa, un mesetto fa ci siamo già visti da queste parti, quindi questa sera è la finalissima, quindi serata veramente importante per le nostre ragazze. Io ho l'onore di avere una balletta questa sera che mi aiuta, la nostra Asia, quindi un applauso per questa piccola Miss, è un futuro, intanto inizia a fare da balletta e da speaker con me, poi si vedrà, c'è campo aperto. Allora vieni Asia, vieni con me che ci spostiamo, eccoci qua. Allora la nostra Erika, eccola lì, grazie per aver posato la corona, la nostra Miss in carica 2024, Miss Riviera del Brenta, un applausone perché veramente Erika quest'anno è stata straordinaria, ho avuto modo di conoscerla in più occasioni e veramente ha fatto tanto. Poi ci racconterai un po' di cose, di come è andata l'anno con la corona, ok? Grazie Erika, grazie di cuore di essere stata qui con noi, di aver dato apertura a questa splendida serata. Vuoi dire già qualcosina tu? Un in bocca al lupo alle tue compagne? Grazie, in bocca al lupo. È emozionata! Emozionata lo sono perché adesso sono alla fine del mio ultimo anno e sono molto contenta di passare la mia carica ad un'altra ragazza e se lo meriterà pieno, se vincerà. Un po' ti dispiace, vero? Sei un po' commossa, sì. Vabbè, però si va avanti, hai ancora un futuro con tantissime cose che ti aspettano, quindi Erika la vedremo sempre nel corso della serata in tante sfaccettature, quindi resterà con noi tutta la sera fino alle premiazioni ovviamente. Grazie Erika, vuoi portarmi il microfono, uno in più, via, portiamolo di qua, un applausone ancora a te e ci vediamo dopo. Fatti l'ultima sfilata che te la meriti tutta perché è un incanto questa ragazza. Gustatevela. Che fa il cuore vibrare. E quando il sipario scende. Erika Grigio, Miss Riviera del Brenta 2024. Grazie. Allora, rinnovo i miei saluti ovviamente a Villa Marchesini che ci ospita, al comune e all'amministrazione di Campagna Lupia, a tutti gli sponsor presenti, poi ve li elenco, ve li faccio conoscere, le rappresentanze ovviamente che elencherò un pochino alla volta. Tutto lo staff ovviamente di Miss Riviera del Brenta, nonché al patron Renato Trincanato che ovviamente è il grande organizzatore di tutto ormai da 10 anni. Grazie Renato e alla moglie che porta un sacco di pazienza. Lei non la consideriamo mai, me la considero io perché la capisco molto bene. Ok, ovviamente anche i nostri fotografi, un fotografo ufficiale Paolo Pulese, quindi un grandissimo applauso anche a lui e a Roberto Cominato che gli farà compagnia questa sera. I nostri videoblogger, quindi Mario Bonesi di Giri Ferro Team con Giulia Orbinati e Beatrice Tomada che ci mandano in live. Ok, è un momento importantissimo questo perché adesso dovrò chiamare la nostra giuria fondamentale questa sera per decidere ovviamente chi sarà la nuova Miss Riviera del Brenta 2025, quindi la più bella che spica, sono tutte bellissime, io ragazze me le sono gustate tutto il pomeriggio, veramente sarà un compito molto molto difficile. Ok, allora diamo il via a questa splendida serata, ricordo ancora che ovviamente è la 10ª edizione di Miss Riviera del Brenta, nata ancora nel 2015 a luglio quando tutta la Riviera fu colpita purtroppo da quel maledettissimo tornado ed è da lì che Renato ha pensato di fare qualcosa di veramente unico e meraviglioso, quindi portiamo avanti ovviamente con forza, mi raccomando, e con orgoglio quello che Renato ha iniziato a fare e ha portato avanti, quindi sosteniamo la nostra Riviera, mi raccomando. Diamo il via al nostro concorso di bellezza con le nostre ragazze che faranno la prima sfilata
non ovviamente in gara, ma giusto per farsi conoscere. E allora io le chiamo qui giù al mio fianco, le nostre Miss candidate per la 10ª edizione Riviera del Brenta. Vecchi cliché, lei li supera, non guarda più indietro. Sguardo fiero, passo deciso, nel suo mondo non c'è compromesso. Ogni sfida è un trampolino, ogni sguardo un destino. Non è solo apparenza, è luce e presenza. Poi li conosceremo una ad una, ovviamente si presenteranno, così sentiamo anche la loro voce. Miss Riviera, pura energia, sogni in corsa, magia. Ricordiamo che la serata ovviamente sostiene anche un'associazione importantissima, Famiglia Abilità, che si occupa dal 2013 di ragazzi con difficoltà psicofisica per raccogliere proprio fondi. Io ho avuto modo di conoscerli il mese scorso e sono delle persone squisite, quindi meritano ovviamente un applauso insieme alle nostre Miss che hanno fatto una prima carrellata, hanno sfidato e hanno mostrato i loro primi sorrisi. Così, un po' di emozione adesso, un po' alla volta scema, non vi preoccupate ragazze, È una strategia tra le luci e le andate, vi do il via libera. nuove definizioni. Ogni sfida è un trampolino, ogni sguardo un destino. Non è solo apparenza, è luce e presenza. Senza limiti vola via come stella in orbita. Miss Riviera, pura. E anche in uscita li accogliamo con un bellissimo applauso. Adesso andranno a cambiarsi e poi li rivedremo una ad una. Ok, partiamo ragazzi. Ragazze, io non vi vedo ma so che siete pronte. Parte la numero 1 in gara, Veronica Cecchin, età 22. Non cerca approvazione, è la sua rivoluzione. Bellezza che sa pensare e sa anche cambiare. Buonasera a tutti, io sono Veronica, ho 22 anni, nella vita sono un'addetta alle vendite, vengo da San Martino di Lupari e niente, divertitevi, una buona serata. Grazie, anche a te. Bella bellissima partenza questa. Continuiamo con la numero 2, Anna Ferraro, età 15, giovanissima. Sentiamo cosa ci dice Anna. Mi chiamo Anna, ho 15 anni, provengo da Piave di Sarco e ho vinto la fascia Miss Carrozzeria Daniel Giannazzi 2025. Bravissima, bravissima, ecco, lasciamo sperare con calma che si meritano la loro passerella, ovviamente, eccole qui, memorizzate i numeri, mi raccomando. Brillano le luci nella notte, le ragazze sfilano con grazia e passione. Miss Riviera del Brenta è il loro momento. Ok, passiamo alla numero 3, Beatrice Tessari, età 24. Sotto le stelle, regine della notte, belle, ribelli, con eleganza e un sorriso raggiante. Miss Riviera del Brenta, incantevole, affascinante. Buonasera a tutti, sono Beatrice, ho 24 anni, vengo da Casario Tivoli, un piccolo paesino in provincia di Treviso. Ho vinto la fascia di Miss Studio Fitoterapico alla terza edizione di Miss Riviera del Brenta. Sono laureata in criminologia e lavoro come barista. In questa serata magica sono tutte. Grazie Beatrice, continuiamo con Elisa Cristiato, età 19. Sotto le stelle, regine della notte, belle, ribelli, con Buonasera a tutti, buonasera Giulia, io sono Elisa, ho 19 anni e vengo da Casier in provincia di Treviso. Nella vita sono una studentessa di farmacia all'università e sono la prima classificata della prima selezione del 2025 con il titolo di Miss Noel. Grazie mille, buona serata. Fino all'alba senza
rimorso. Ogni ragazza è un sogno che si avvera. Miss Riviera del Brenta, la tua luce non si spegnerà mai. Balla, balla sotto le stelle. Abbiamo la numero 5, Martina Maso, età 26. Ribelli con eleganza e un sorriso raggiante. Miss Riviera del Brenta, sei incantevole e affascinante. Buonasera a tutti, io sono Martina Maso, ho 26 anni, vivo a Oriago, nella vita lavoro come commessa in un supermercato e con la seconda selezione ho vinto la fascia by Chiara Perale, Miss Voice by Chiara Perale. Grazie a tutti e una buona serata. Grazie a te Martina. Qui che brilliamo, Miss Riviera del Brenta, è il nostro momento. Con il cuore coraggioso e l'anima di rock, siamo pronti a volare, non ci fermerà nessuno. Siamo le regine del Brenta, sentiamo il battito del cuore, camminiamo sulla passerella. Ed è pronta la numero 6, Andrea Denise Andronovic, età 16. Buonasera a tutti, io sono Denisa, ho 16 anni, vengo da Trebaseleghe e sono in finale con la fascia di Miss Salone. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a te, la passerella è tua. Ciò che facciamo è come un raggio di sole, con la musica che ci guida, balliamo nella luce, siamo le ragazze che risplendono, pronte a combattere. Siamo le regine del Brenta, sentiamo il battito del cuore, camminiamo sulla passerella. Con orgoglio e onore, sogniamo in grande, brilliamo di più. Questa è la nostra notte, questa è la nostra verità. Partiamo dalla numero 7, Aurora Segato, età 17. Piacere a tutti, sono Aurora, ho 17 anni, vivo a Cazzago e nella terza selezione sono riuscita a vincere Miss Tecnotire e vi auguro una buona sera a tutti quanti. Grazie a te, la passerella. Questo è il nostro siamo le regine del Brenta, sentiamo il battito del cuore, camminiamo sulla passerella, con orgoglio e onore, sogniamo in grande, brilliamo di più. Questa è la nostra notte, questa è la nostra verità. Questa è la nostra. Passiamo alla numero 8, Martina Bressanello, età 18. Buonasera a tutti, buonasera Giulia, io sono Martina, ho 18 anni e vengo da Trepù. Le mie passioni più grandi sono la recitazione e la moda e ho vinto la fascia del ristorante La Cucina di Crema alla seconda selezione. Grazie. Grazie a te, passerella anche per te. Bellezza, siamo forza e potere, con ogni sorriso e ogni sguardo conquistiamo ogni ora, insieme siamo invincibili, con la musica nel cuore, questa è la nostra, siamo le ragazze di Miss Riviera, pronte a conquistare con il rock nelle vene, non possiamo fallire, prevalso del Brenta, questa è la nostra. Siamo alla numero 9, Elisa Enache, età 21. Buonasera a tutti, sono Elisa, ho 21 anni e vengo da Scolza in provincia di Venezia. Sono una studentessa al terzo anno di medicina e chirurgia e ho vinto la fascia di Miss Farmacia Campagna Lubbia. Grazie. Bella passerella. Cammini piano tra le luci della sera, con quel vestito che sa di primavera. Gli occhi brillano, sembrano parlare, e ogni passo è un sogno da inseguire. La musica. Continuiamo con la numero 10, Claudia Callegaro, età 18. Che non va più
Buonasera a tutti, sono Claudia, ho 18 anni, vengo da Campagna Lupia. Nella vita studio ancora presso l'Istituto Cesare Musatti di Dolo e ho vinto la fascia di Miss Veneta Flex 2025 alla prima selezione. Buona serata a tutti. Grazie a te la passerella. Accende la città, è un modo dolce di dire la verità. Siamo alla numero 11, Alessia Gusella, età 20. Buonasera a tutti, sono Alessia, ho 19 anni e sono una studentessa. Attualmente lavoro come cameriera e con Miss Riviera del Brenta ho vinto la palla di Miss Identità Bandiera. A te la passerella. Perché stanotte tra sogni e realtà ho ballato con l'eternità. Sotto la luna, balla con me, lascia che il tempo si fermi per noi. Buonasera, sono Sara Colpin, ho 20 anni, ho vinto la fascia come Miss Giavera del Montello 2025. Nella vita studio all'Università di Padova e il mio sogno è diventare una professoressa italiana. E non finirà. Bella passerella. Conosciamo Gioia Cavallari, età 16. Buonasera a tutti, sono Gioia, 16 anni e vengo da Fiesco d'Archico e nella vita sono una studentessa e alla terza selezione di Miss Riviera del Brenta ho vinto il primo posto come Miss St. Beach Club 2025. Grazie mille, buona serata. A te la passerella. Due sorrisi, mani leggere, ma il buio nasconde ciò che sarà. Sotto un cielo che non dà risposte, lui sogna senza sospettar. Dietro passi di seta e fiori nascono spine. E passiamo alla numero 14, Vanessa Galli, età 18. E mi hai detto Buonasera a tutti, sono Vanessa, ho 18 anni e vengo da Agno, così in provincia di Padova. Nella vita studio al liceo artistico moda e alleno una scuola di patinaggio e sono Miss Capolungo Maggiore 2025. A te la passerella. non serve gridare, non serve fuggire, quando l'inganno è una carezza, ombre dietro la luna, danzano con delicatezza. Labbra dolci. Conosciamo la numero 15, Angelica Devorato, età 19. Era solo un velo. Ciao a tutti, io sono Angelica, ho 19 anni, vivo a Male e nella vita sono una studentessa al secondo anno di marketing e global commerce e faccio la barista. A te la passerella, vai. Chi ha creduto, non importa più chi ha ragione, quando l'amore si è consumato, resta soltanto una canzone. E mi hai detto fidati di me, come se il silenzio bastasse. Dietro la luna
nella numero 16 Marianna Cordani, età 15. Ciao a tutti, sono Marianna Cordani, ho 15 anni, vengo da Rovigo. Devo iniziare il secondo anno del liceo linguistico e ho vinto la fascia di Miss Colombino. Andrea Passerella. Cammini nella notte come un sogno che svanisce, occhi che raccontano segreti che non dici, un sussurro tra le stelle. Andiamo alla numero 17, Camilla Busato, età 17. Ciao, sono Camilla, 17 anni, abito a Milano, studio grafica pubblicitaria e ho vinto la fascia Miss Fiori Villa Katia. Adela Passerella. Tra le dita, ma nessuno sa chi sei. Ogni passo è una sfida, ogni sguardo è un'idea. Tu sei l'ombra di luna nel mio cielo di città, una voce che incanta, che non so scordar mai. Tu sei l'ombra di luna. Mi raggiunga Emma Castello, età 19. Il mistero che sei tra le luci e il buio. Buonasera a tutti, mi chiamo Emma, ho 20 anni e vengo da Pudene, in provincia di Vicenza. Quest'anno ho finito il mio percorso scolastico ad un indirizzo tecnico e ho vinto il titolo di Miss Anteas Capolongo Maggiore alla terza selezione. Bravissima Adela Passerella. Cerco tra i riflessi di una vita parallela, tra illusioni e realtà. Sei la mia favola ribelle. Tu sei l'ombra di luna nel mio cielo di città, una voce che incanta, che non so scordar mai. Tu sei l'ombra di luna. Chiamiamo l'ultima coppia, 19 e 20 a chiudere la prima sfilata in body. 19 Diana Saric, età 20. Nel battito di un basso profondo rivivo un amore. Diana, raccontaci qualcosa di te. Mi chiamo Diana, ho 20 anni, vengo da una provincia di Treviso e ho vinto la fascia Miss Panifici Fratelli Moro. Grazie. Vai, non vedeva l'ora di fare la passerella, Diana, vai. City lights flicker like a heartbeat loud. We're moving through the crowd, standing out so proud. E continuiamo con la numero 20, Milena Mazzucchelli. Ciao a tutti, mi chiamo Milena, ho 15 anni, vengo da Vico Nuovo e ho vinto il titolo di Miss Autofficina MGI nella terza selezione di Miss Riviera del Brenta. Adela Passerella. We're flying high, no need for tomorrow. This is our moment, no need to rewind. Let's lose control and cross the line. Midnight fever, we're burning E la prima sfilata è andata, quindi i nostri giudici hanno valutato, ringraziamo queste splendide ragazze. Seconda sfilata da valutare ovviamente e quindi i nostri giurati dovranno dare un punteggio da 1 a 7, vediamole una ad una queste ragazze che sono pronte lì dietro che fremono. Ok, allora le chiamiamo le nostre ragazze ovviamente per la seconda uscita in abito da sera. and a baseline kiss. You leaning close, I can't resist. We're vibing hard, no La numero 1 Veronica Cecchin, età 22, lo ricordo. every step you take, the rhythm follows. We're flying
let the world fade. We're the stars that never trade. One more shot, one more flame. Tonight we play the perfect game. Midnight Fever. Numero 3, Beatrice Tessari, età 24. Stepping in the spotlight, feeling like a king. Diamonds on my wrist, yeah, I do my thing. Bass hits hard, got the whole club lit. Eyes on me and I'm loving it. She's moving like fire, burning up the floor. I can't take it slow, gotta give her more. We're electric, magnetic, unstoppable vibe. Tonight's the night we come alive. So light it up tonight. We're gonna shine like stars in the sky. No sleep, just heat, feeling so right. Turn it up tonight. Oh, we're taking flight. Siamo alla numero 4, Elisa Carestiato, età 19. Flashing like neon with the headline news. Feeling that rhythm, got nothing to lose. Champagne dreams and designer shoes. We break the rules, yeah, that's our choose. She's moving like fire, burning up. Can't take it slow, gotta give her more. We're electric, magnetic, unstoppable vibe. Tonight's the night. Andiamo con la numero 5, la nostra Martina Maso, età 26. We're gonna shine like stars in the sky. No sleep, just heat, feeling so right. Turn it up tonight. Oh, we're taking flight. We own the night. Hands up high, let the moment explode. We're the soundtrack to the afterglow. No regrets, just let it go. This is our Siamo alla numero 6, Andrea Denise Andronovic, età 16. Muoviti, muoviti senza stop. La festa non finirà mai. Entri col fuoco, sguardo che brucia. Tutti sentono la tua musica. Fianchi che danzano, ritmo che spinge. Stanotte nessuno si restringe. Alza le mani, tocca il cielo. Balla con me senza freno. Senti il basso, scendi a terra. Questa notte è tutta una guerra. Fuego sulla pista, nessuno resiste. Suda la camicia, rompi le righe. Fuego sulla pista, il ritmo ti prende. Muoviti così che la notte si accende. Numero 7, Aurora Segato, età 17. Lei comanda come tempesta. Il suo flow è arte, pura festa. Lui la segue, perde la testa. E il DJ alza la tempesta. Alza le mani, tocca il cielo. Balla con me, senza freno. Senti il basso, scendi a terra. Questa notte è tutta una guerra. Fuego sulla pista, nessuno resiste. Suda la camicia, rompi le righe. Fuego sulla pista, il ritmo ti prende. Muoviti così che la notte si accende. Siamo poi alla numero 8, Martina Bressanello, età 18. Non fermarti, senti il calore. La pista vuole più sapore. Fuego sulla pista, nessuno resiste. Suda la camicia, rompi le righe. Fuego sulla pista, il ritmo ti prende. Muoviti così che la notte si Andiamo con la numero 9, la nostra Elisa Inaki, età 21. Like a sunrise painting the sky, you bring light
into my darkest days. With a smile, you change the whole world. You are the poem I never written before. You're my sun, the light of the moon. Every thought flies straight to you. In every heartbeat, your name echoes. My heart beats only for you. You're my sun, the light of the moon. Every thought flies straight to you. In every heartbeat, your name echoes. My heart beats only for you. Every moment with you feels like magic. Time stands still whenever you're near. In your embrace I find. Allora, la numero 11, Alessia Gusella, età 20. Life is filled with serenity. You're my sun, my moonlit glow. Every thought flies straight to you. In every heartbeat, your name echoes. My heart beats only for you. You're my sun, my moonlit glow. Every thought flies straight to you. In every heartbeat, your name echoes. My heart beats only for you. You're the star that lights up my path. A sweet melody that never fades away. I promise you my eternal love. With every day I'll love you more and more. You're my sun, my greatest treasure. My life begins and ends with you. Partiamo dalla numero 13, la nostra Gioia Cavallari, età 16. We were young, hearts on fire, chasing summer nights, tangled up in golden hours, lost beneath the city lights. I swore that time could never touch us, that love was ours to keep. But every whisper turns to echo. E passiamo alla numero 14, Vanessa Galli, età 18. Oh, I held on to your name like a prayer in the wind, but the universe had plans that we couldn't begin. It was written in the stars, burned into the sky. We were meant to shine, but not meant to survive. And I trace back every moment, every memory we made, like constellations fading, drifting far away. Andiamo dal numero 15, la nostra Angelica Devorato, età 19. Your voice still lingers in my headphones, like a song I can't erase. Every lyric, every chorus keeps leading me back to that place. I built forever in the letters we wrote, but time washed the ink, turned love into smoke. I reach for your hand in the spaces between, but all I A seguire al numero 16, Marianna Cordani, età 15. It was written in the stars, burned into the sky. We were meant to shine, but not meant to survive. And I trace back every moment, every memory we made, like constellations fading, drifting far away. Oh, maybe somewhere in another time we'd still
Partiamo dalla numero 17, Camilla Busato, età 17. Burned into the sky. We were meant to shine, but not meant to survive. And I trace back every moment, every memory we made, like constellations fading, drifting far away. Maybe somewhere in another time, we'd still be standing side by side. Passiamo alla numero 18, Emma Castello, età 19. La mia vita è un ritmo, il tuo nome è la melodia. Cammino su una strada che mi porta a te, tra luci di città, sogno che non smette mai. Ogni passo che faccio, ogni nota che suono, sei tu che dai il senso al mio mondo. E quando il buio arriva, sei il faro che mi guida. Mi perdi, mi riprendi come un'onda sulla riva. Vivo la mia vita per te, sei il battito che... Partiamo da Diana Saric, età 20. Sei il fuoco dentro di me, la scintilla che mi accende e mi fa volare. Le tue mani sono vento, mi spingono oltre i confini. Il tuo sorriso la mia chiave per vincere ogni destino. Sei il palco della mia anima, il mio spettacolo ogni sera. Ballo nel tuo cuore, rock nella tua atmosfera. E quando il mondo trema, tu sei la mia certezza. Mi stringi, mi travolgi. Chiudiamo con la numero 20, Milena Mazzucchelli, età 15. Sei il ritmo che non smetterà mai. Sei il cielo sopra di me, l'infinito dove voglio volare. Oh, mi porti via su questa pista dove il mondo è magico. Con un bellissimo applauso veramente per tutte queste 20 bellezze che hanno sfilato qui questa sera. Quindi i nostri giudici sono lì pronti, no? A dare l'esito finale, quindi li vedo tutti concentrati, non li disturbo assolutamente, ci mancherebbe. Vi lascio tutto il tempo per pensare, Intanto io volevo cogliere l'occasione per ringraziare ancora innanzitutto questi splendidi fiori di Villa Katia che sono qui a decorare tutta la nostra location, quindi grazie veramente a Katia per il gusto squisito che ha ogni volta di allestire le nostre passerelle. Per ringraziare poi Station District e i Dance Bosa by Miriam ovviamente che hanno vestito me e tutte queste splendide ragazze, i nostri fotografi, nonché Renato ovviamente che è sempre attento ad ogni dettaglio, sì anche tu sei coinvolto nei ringraziamenti assolutamente, e i nostri fotografi che hanno colto ovviamente tutti gli scatti, quindi ecco, abbeveratevi, hanno fatto troppa fatica questi ragazzi, sì, parlo proprio di voi. bravi, ce l'avete messa tutta. Allora adesso noi siamo pronti per partire con un'altra ovviamente uscita delle nostre Miss. È il momento infatti di farle sfilare per un importantissimo sponsor che abbiamo qui questa sera con noi, ovvero Station District, quindi la nostra Miriam ovviamente che ci veste ovviamente di tutto punto. Vediamo se le nostre ragazze sono pronte, se mi danno un cenno, le facciamo sfilare, le facciamo uscire. Ricordo che ovviamente è un'uscita, una sfilata fuori ovviamente voto, fuori giuria. A partire ad aprire, sì ci siamo, le chiamiamo le nostre Miss. Apre la sfilata Erika Grigio. Un cielo di stelle spente, camminiamo senza più parole,
onda si perde nel sole. Ombre sul mare, sogni che vanno, cerco i tuoi occhi. Ricordo che tutte le nostre ragazze stanno indossando i gioielli della nostra Anna Butterfly, by Butterfly, che con le sue manine veramente crea di quelle cose meravigliose. E il tempo che scorre si porta via noi. Hai lasciato impronte leggere sulla sabbia di questo destino, ma le onde le han già cancellate, come un sogno che svanisce al mattino. Eppure il cuore non vuole capire, continuo a cercarti nel blu. Forse domani, forse mai più, sarò io l'ombra che cerca di te. Ombre sul mare, sogni che vanno, cerco i tuoi occhi ma tu non ci sei. Voci lontane che il vento trascina e il tempo che scorre si porta via noi. Ora il tramonto dipinge la spiaggia di rosso e di oro com'era con te, ma resta soltanto un pugno di sabbia tra le mani che tremano senza di te. Ombre sul mare, sogni che van già, cerco i tuoi occhi ma tu non ci sei. Voci lontane che il vento trascina e il tempo che scorre si porta via noi. Ora il tramonto dipinge la spiaggia di rosso e di oro com'era con te, ma resta soltanto un pugno di sabbia tra le mani che tremano senza di te. Com'era bailare nel fuego, bailar sin miedo. The night is alive, the moon takes a bow. Electric skies, I'm sweating now. The whisper in my ear, oh, it's so loud. Your eyes burn deep like a desert sun. This game we play has just begun. Bailar en el fuego, bailar sin miedo. Spin me around.
ricordo che avrete modo di rivedere poi di gustarvi ovviamente con più calma tutta la serata, perché si fosse perso qualcosina ovviamente su tutti i social, quindi Instagram, Facebook, YouTube, i nostri videoblogger, ricordaci di Ferro Team, ovviamente ci siamo dappertutto. I wanna speak to you without words, only with rhythm born from the heart. I wanna touch you like the breeze that softly strokes your every move. Let your thoughts flow, let them go. Follow the music, don't hold back. Each of your steps is poetry that my gaze longs to learn. Dance with me. Is a melody resonating deep in my harmony. Let your thoughts flow, let them go. Follow the music, don't hold back. Each of your steps is poetry that my gaze longs to learn. Dance with me beneath the stars until time ancora quindi questa passerella a nome di Cristina, nostra station mister, che ci ha vestito divinamente queste nostre miss ovviamente, e ancora Anna e Andrea che trucco e parrucco ci hanno pensato loro a renderci ancora più belle, ovviamente i gioielli Butterfly, Marianna e i fiori di Villa Katia, loro ci sono sempre qui presenti ad abbellire il tutto. Tra le ombre del passato, un sussurro nel vento chiama il mio nome. Le strade ricordano sogni ormai svaniti, ma io ci credo ancora, nulla è perduto. Nel silenzio nasce un battito di luce nella notte più fitta. Siamo gli echi del domani, scritti nel tempo, scolpiti nel cuore. Tienimi forte, non lasciarmi. Siamo voci nella tempesta, in cerca di un mondo che già conoscevamo. Le cicatrici che il tempo non cancella, le storie che brillano dentro gli occhi. La luna riflette ciò che il cuore cela, una canzone sussurrata al cielo.
grossissimo applauso a questa ovviamente sfilata Station District di Cristina, quindi grazie veramente di cuore. Paolo, ti lascio un po' di respiro, dai, siediti, bevi qualcosa, rilassati. Allora, è giunto il momento poi per un'ulteriore uscita delle nostre miss, le rivediamo in passerella, le rivediamo sfilare in maniera molto più tradizionale e elegante, mettiamola così, ovvero con i nostri abiti da sposa. La prima sfilata sarà, ve lo dico, ve lo anticipo, grazie alla nostra Sonia e Maria Grazia, 11 delle nostre bellissime ragazze sfileranno con questi vestiti da sposa age, mettiamola così. Io le aspetto qui, pronte ovviamente a sfilare e a mostrarci, ad iniziarsi con questi bellissimi abiti da sposa. Ringrazio Sonia e Maria Grazia. Ti ho trovato in un giorno qualunque, tra mille voci e passi distratti, e da quel momento ogni istante ha preso il tuo nome nei miei pensieri. Camminiamo piano sotto il cielo, senza fretta, senza parole. Il mondo può girare veloce, ma noi restiamo qui nel silenzio del cuore. Ti sento più forte, come il vento che accarezza le foglie d'autunno. Nel silenzio del cuore ti tengo con me, e non importa dove andremo se ci sei tu. Hai sorriso, il tempo si è fermato, come una foto che non sbiadisce. Ogni tuo gesto è una poesia che non ho bisogno di scrivere. Camminiamo piano sotto il cielo, senza fretta, senza parole. Il mondo può cambiare domani, ma noi restiamo qui nel silenzio del cuore. Ti sento più forte, come il vento che accarezza le foglie d'autunno. Nel silenzio del cuore ti tengo con me, e non importa dove andremo se ci sei tu. E se la notte ci copre di stelle, ti prometto che non avrò paura, perché ogni sogno che ho ha il tuo volto. Nel silenzio del cuore ti sento più forte, come il vento che accarezza le foglie d'autunno. Nel silenzio del cuore ti tengo con me, e non importa dove andremo se ci sei tu.
and careless steps. And from that moment on, every second carried your name in all my thoughts. We walk slowly beneath the sky. No rush, no words. The world can spin too fast. But here we remain. In the silence of the heart, I feel you even stronger. Like the wind that gently moves the autumn leaves. In the silence of the heart, I keep you close to me. And it doesn't matter where we go, as long as you're here. You smiled and time stood still, like a photo that never fades. Every gesture you make is a poem I never need to write. We walk slowly beneath the sky. No rush, no words. The world may change tomorrow, but here we remain. In the silence of the heart, I feel you even stronger. Like the wind that gently moves the autumn leaves. In the silence of the heart, I keep you close to me. And it doesn't matter where we go, as long as you're here. And if the night wraps us in stars, I promise I'll have no fear. 'Cause every dream I hold carries your face. In the silence of the heart. E continua la nostra sfilata di abiti da sposa con le nostre miss. Ringraziamo ancora la nostra Sonia e Maria Grazia per aver fatto sfilare queste splendide 11 ragazzi con i nostri vestiti vintage. Volevo dedicare qualche secondo di silenzio e un pensiero particolare alla nostra Katy, che doveva essere qui con noi questa sera e che invece ci segue da lassù. Katy, un abbraccio enorme e grazie. Continuiamo la nostra carrellata di abiti da sposa con Idea da sposa by Miriam. Passiamo al moderno.
abbiamo concluso questa meravigliosa sfilata di abiti da sposa by Miriam, lo ricordo, quindi veramente un grosso applauso a questi splendidi abiti che hanno incantato veramente il pubblico e me compresa. Veramente bravissime anche le nostre ragazze nel portamento, perché non facile a portarli tutti così con disinvoltura. E allora vi dico che Enrico è il terzo anno che ci porta un concorso nazionale che si chiama Miss e Mister Europa e viene qui proprio per scegliere tra le nostre Miss 5 finaliste per portare al Lido Adriano, in provincia di Ravenna, quest'anno cadrà il 26-27 di settembre. Grazie, io lascio la parola a loro perché devi darci i tuoi giudizi e signori. Loro, sì certo, ovvio che prima bisogna che scendano le ragazze, ma lui ci porta ben 5 fasce per 5 finaliste di quel concorso Miss e Mister Europa. Io infatti passo parola ad Andrea che sicuramente per me è stato un ottimo valletto, quindi assunto per il prossimo anno lo rivoglio. mi ha dato il ritmo giusto, veramente scalino dopo scalino, quindi veramente bravissimo, è un ruolo nuovo da quest'anno, Ti passo parola. E grazie Barbara, grazie a Renato che per il terzo anno consecutivo sono ospite insomma in questa bellissima finale di Miss Riviera del Brenta. E niente, però noi prima di premiare dobbiamo chiamare le ragazze, quindi lascio a te questo compito perché sei te la presentatrice ufficiale, quindi non vorrei mai rubarti il lavoro, sai che poi insomma non va bene. E che la voce di un uomo fa sempre più effetto, magari ti ascoltano meglio, ti sentono di più. Allora io intanto le convoco qui giù con me, ovviamente le nostre 20 Miss, le accogliamo di nuovo con un mega applauso. Sotto le luci, sotto il cielo, questa notte brilla solo per loro. Passi decisi sulla passerella. Dai, che le accogliamo con un super applauso, queste meraviglie. Camminano forti, con il cuore acceso, un sogno che vola, un fuoco sospeso. Miss Riviera, regine del momento, tra applausi, sorrisi e puro talento. Tu sei unica, tu sei splendida, lascia il mondo guardare, sei magnetica, brilla forte e fai sentire la tua voce, sei la diva che danza sotto 1000 luci. Miss Riviera, tu sei magia, passi dorati in questa follia, sei sogno che tutti vogliono vivere, un'emozione che fa il cuore vibrare. Sorrisi che accendono il cielo. Ricordiamo la nostra Erika Grigio, Miss Riviera del Brenta 2024, che cede questa sera la corona e la fascia. Chiamo al mio fianco Alessia Corrò. Dare la conclusione ad un percorso questa sera molto importante che è cominciato dalla prima selezione e termina qui questa sera con la finalissima. Sto parlando del contest fotografico che ha avuto luogo in tutte le selezioni organizzate da Miss Riviera del Brenta. Devo quindi consegnare gli attestati ai partecipanti del contest fotografico che chiamo qui, che sono Davide Dalla Pria e Narciso Laurenti, a cui farei un grandissimo applauso. La tua energia rimarrà per sempre pura poesia. Miss Riviera, tu sei magia,
passi dorati in questa follia, sei il sogno che... Allora, io innanzitutto volevo ringraziarvi perché è stato un percorso molto lungo e non è stato facile valutare le foto di entrambi perché devo dire che siete stati veramente fantastici. Foto sono state meravigliose di entrambi, però abbiamo dovuto dare delle valutazioni soprattutto per quanto riguarda i parametri che erano stati stabiliti, quindi la qualità, anche il contesto, la forma. Quindi basandoci su queste valutazioni che avevamo detto per tipologia di foto da 1 a 5, siamo giunti alla conclusione di un vincitore. Ringraziamo quindi Davide che ha vinto questo contest fotografico. E a cui lascio anche il premio di questa sera. E riceverete le valutazioni che sono già all'interno scritte e con sé anche all'interno delle valutazioni trovate dei piccoli suggerimenti e dei piccoli consigli sotto ogni foto, in modo che possiate migliorare il vostro talento. Mi raccomando, non smettete mai di crederci e soprattutto continuate così. Forza ragazzi! Lascio la parola a te, Barbara, che sei sicuramente più brava. No, grazie, splendida davvero e grazie veramente ai nostri ragazzi per essere stati qui con noi. Bravi, avete guadagnato una mega premiazione questa sera, portatevela a casa, tenetevela cara. Passiamo ad altre premiazioni, perché qua Freme non vede l'ora, è tutta la sera che mi rompe le scatole, quando è il mio momento, quando è il mio momento. E questo è il tuo momento, ti passo il microfono. Grazie Barbara. Allora, a proposito di talento, visto che abbiamo appena premiato delle persone talentuose nel mondo della fotografia, tante volte mi chiedo cos'è il talento. E il talento è quella predisposizione naturale che ogni persona ha, è innata, e in questo caso parliamo del settore moda e spettacolo. Quindi ho pensato di premiare per la finale nazionale, apro lo schermo, vediamo, devo digitare, ho già fatto tutto, no guarda, riesco a far tutto, quindi premiamo la numero 18 Emma Castello, la numero 3 Beatrice Tessari, la numero 7 Aurora Segato, la numero 8 Martina Bressanello ed infine la numero 15 Angelica Levorato. E adesso faccio tutto, premio, fascio. Tutto tuo, super efficiente questo ragazzo questa sera. Complimenti a queste meravigliose ragazze, vi siete meritate la prima fascia della serata, Luci accese sulla passerella, catturando ogni stella, moda, stile, pura magia. Allora le facciamo un po' avanzare per la foto di Nico. Eccole qui. Siamo qui per Che è anche prevista una busta omaggio da parte di Dance Activity. Federico, so che devi omaggiare, poi faremo delle foto ufficiali appunto. Nel frattempo queste sono le 5 ragazze che ho pensato di premiare appunto per le finali nazionali del 26, 27 e 28 settembre al Lido Adriano in provincia di Ferrara. Ravenna, ho sbagliato, ma fa parte del gioco, ma Renato ci sarai anche tu? Prenotato Barbara? Assolutamente sì. Abbiamo premiato anche con la busta, poi ragazzi facciamo le foto di rito, vi chiederò un paio di dati, insomma. Barbara, io me ne vo'. No, non te ne vai, ancora un minuto. Ragazze, sotto l'arco facciamo gli ultimi scatti con il nostro patarotto, saresti tu, vai. Gustatele queste ragazze, queste miss, guarda, quando ti ricapita una serata così. Ma questo è particolare, dai. In mezzo, al centro. in questa notte siamo infiniti. Siamo qui per brillare con i ritmi che ci fanno volare in questo mondo. Brave, bravissime ragazze, complimenti di cuore. Ecco, adesso puoi andare. Vai, esci di scena.
Benissimo, allora Renato ti passo un secondino parola, sai tu cosa devi fare adesso? Io ho bisogno di un minutino di tempo. Allora, abbiamo premiato già intanto allora, le 5 finaliste nazionali di Miss e Mister Europa e si sono riposizionate perché quelle sono extra, quindi potrebbero anche ricevere un'altra fascia, non si sa mai, quindi si sono riposizionate per bene. Adesso, eccoci qua, sì, in effetti, Chiara passerà, Luca, sì, Chiara e Luca passeranno per ognuna di voi, perché abbiamo pensato, noi di Miss Riviera del Brenta, quest'anno è giusto che tutte vadano a casa con qualcosa, con un nostro ricordo, oltre alla fascia, quindi avanti, avanti ragazze. Quindi tutte ricevete un piccolo omaggio, un piccolo premio da parte di Miss Riviera del Brenta, c'è il vostro nome sopra, lì ci sono ricordi, ci sono bracciali, ci sono buoni sconti, c'è un po' di tutto, quindi godetevi un po', poi ce n'è uno anche per lei. Allora, vi preparo per le premiazioni ragazzi del pubblico, noi inizieremo a premiare dalle fasce extra, poi andremo con la quinta, la quarta, la terza, la seconda e ovviamente scopriremo chi sarà Miss Riviera del Brenta 2025. Ripasso la parola a Barbara. Allora Renato, prima del momento diciamo clou della serata, volevo ringraziare di nuovo tutta la nostra giuria che è stata qui con noi questa sera, veramente un grosso applauso a tutti quanti. Grazie di cuore per averci dedicato il vostro tempo, per noi veramente preziosissimo, quindi vi ringrazio personalmente uno a uno e Renato ovviamente poi li abbraccia tutti, vero Renato? In seconda serata, via, preparatevi, Renato si dedica a voi. Ok, ci siamo, i nostri fotografi sono pronti, sono sul piede di guerra lì, il nostro Walter è pronto, il nostro DJ, ringrazio ancora tutti gli sponsor, in modo particolare ricordiamo questi splendidi fiori di Villa Katia, ovviamente che hanno abbellito questa splendida location, quindi ringrazio l'amministrazione ovviamente di Campagna Lupa che ci ha ospitato questa splendida villa ovviamente, quindi speriamo ovviamente di rivederci al più presto. Intanto andiamo avanti con la serata perché le ragazze le vedo veramente fremere, quindi sono in ansia, non voglio crearvi ulteriori shock assolutamente. Volevo solo far dire due paroline ad Erika che prima non ho avuto modo, adesso ti tocca Erika, ti tocca, dai, vieni in centro con me un secondino, dai, io voglio che un po' ci racconti cosa è successo quest'anno per te, cosa è stato il 2024 per te. Il 2024 per me è stato un anno molto impegnativo, molto emozionante e di certo un anno che non dimenticherò facilmente, anzi non dimenticherò proprio. Ho passato tante avventure assieme alle finaliste di Miss Riviera del Brenta, assieme a Renato, che mi ha fatto passare dei bellissimi momenti. Ho vissuto delle belle esperienze e mi mancheranno parecchio. Ma tu ci sarai sempre con noi Erika, al nostro fianco, assolutamente, non ti facciamo andare via, non ce la facciamo scappare questa bellezza, assolutamente no, direi. Grazie Erika, veramente lo facciamo un in bocca al lupo insieme alle nostre finaliste, vai! In bocca al lupo ragazze, siete tutte stupende, quindi avete già vinto. Brave, sì, questo è fondamentale, avete già vinto tutte, è vero, è vero. Io le ho seguite ovviamente tutto il pomeriggio, quindi veramente l'emozione era tanta, però sono splendide veramente tutte quante. La cosa che mi ha fatto più ridere mi ha detto: mi raccomando Barbara, non farci parlare, perché erano così emozionate e ovviamente ho lasciato ovviamente sfilare loro con la loro bellezza, la loro eleganza. Ok Renato, siamo pronti, partiamo almeno per le fasce extra perché il tempo stringe, quindi io direi fasce extra, partiamo con Miss Piove Moda 2025, premia, sì mi serve un balletto che mi tenga i fogli, se no non ce la faccio, eccolo qui. Allora, scelta dallo staff Piove Moda, aprirà la sfilata 2026 di Piove Moda il 1° giugno 2026, premiano Luisa Gasparin, Ilaria Spinello e Andrea Ferrara, premio offerto dai commercianti di Piove di Sacco e Fioreria Villa Katia. Ecco che si preparano, che prendono posto. Ebbene, allora si prepari la numero 19, Diana Saric. Vorrei parlarti senza parole, solo col ritmo che nasce dal cuore.
Vorrei sfiorarti come fa il vento che accarezza piano ogni tuo movimento. Sciogli i pensieri, lascia che vadano, segui la Eccola qui che sfila per l'ultima volta in occasione di questa meravigliosa fascia vinta. passo è una poesia che il mio sguardo vuole imparare. Danza con me sotto le stelle. Altra fascia extra, Miss Social, scelta dallo staff Miss Riviera del Brenta sulla base dei like Instagram, premia Fabio Olivieri. Vince la numero 10 Claudia Cannegaro. Hai negli occhi il mare che canta e nelle mani la notte che incanta. Ogni tuo gesto è melodia che vibra dentro la mia armonia. Sciogli i pensieri, lascia che vadano, segui la musica, non ti fermare. Ogni tuo passo è una poesia che il mio sguardo vuole imparare. Grazie, grazie Claudia. Altra fascia extra, siamo arrivati alla fascia extra Miss G di Ferro Team, scelta dallo staff dell'omonimo blog. Premiano Giulia Orbinati, che chiamo qui al mio fianco, e Beatrice Tomada. Eccole qua le nostre bellezze. Vi lascio parola, Grazie mille Chiara, grazie mille. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Basta, ero abituata. Perdonami. Buonasera a tutti, io e Beatrice questa sera abbiamo voluto premiare una ragazza, se tu sei d'accordo, che secondo noi potrà avere un bel futuro, molto promettente. Volevamo chiarire un punto. Beatrice è stata l'ultima fasciata IG di Ferro Team che ha preso la fascia qua a Riviera del Brenta, fascia che lavorava, quindi da solito la fascia IG di Ferro Team guadagna anche l'anno di lavoro. Per varie vicissitudini questa cosa non si fa più, però ci riserviamo dal fatto di chiamarla se serve, però volevamo essere precisi che dopo non venissero fuori problemi. Comunque vince l'intervista, le foto, tutto quanto, e magari chissà ogni tanto se siamo buone. Io sì, io sono un po' più cattiva, però possiamo vedere magari se ogni tanto può venire fuori. Vi do la parola. Ebbene, allora siamo pronti a capire chi è la nostra Miss G di Ferro Team 2025. Si prepari a raggiungersi la numero 20, Milena Mazzucchelli. Un applauso, eccola qui. Siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni cuore. Oh donne valorose, siete il nostro faro, in ogni vostra lotta troviamo il nostro cammino. Bellissima anche questa passerella. Siete madri, sorelle. Allora, io sono cattivella, vi lascio ancora un po' in suspense, perché ho qui dietro dei ragazzi Dance and Activity, venite qui, che vogliono giustamente, come detto prima, consegnare dei butti e dei buoni a tutte le nostre ragazze. Ovviamente se ve lo siete meritati, ve le siete meritate, quindi vi venga voglia di frequentare la palestra, di darvi alla danza, veramente fatelo, perché ovviamente loro sono così carini ad avervi portati questi buoni. Quindi prego, a voi la consegna delle nostre Miss. Ok, non avete voglia di fare la scala? Ah, ok, io volevo farvi fare la scala però. Ok, dai. Allora, siamo arrivati alla quinta fascia, ovviamente Miss Fotogenia 2025. Quindi andiamo sempre più su. Premia Paolo Pulese, è qui davanti. Premio offerto da Paolo Pulese, i fiori di Villa Katia ovviamente. Paolo, ti sei ripreso? Sei pronto? Sei carico? Quinta classificata Miss Fotogenia 2025 è la numero 11, Alessia Busella.
una forza che non tarda. Celebrate ogni giorno il vostro splendido essere, perché il mondo senza voi non può più. Vai, scatenatevi con le foto. Oh, donne meravigliose. Bellissimi, bravo, grazie Marco, li hai fatti belli perché poi Paolo ti tira le orecchie, sai. Facciamo la passerella. Siete il nostro faro, in ogni vostra lotta troviamo il nostro cammino. Premiata la quinta. Ecco qui che così intanto prendiamo posto per dopo dall'altra parte. Perfetto. Un po' alla volta svuotiamo questa scala. Passiamo alla quarta fascia, Miss Sorriso 2025. Premiano Katia Bonetto, premio sbiancatura e igiene orale. Ricordiamo questa Miss che vince ovviamente questo premio extra offerto da Dental Team con fiori di Villa Katia. Quindi Miss Sorriso 2025, ecco qua, diamo tempo di raggiungerci. Allora, si prepari per la fascia Miss Sorriso 2025, la numero 4, Elisa Careschiato. Era un'estate calda del 79, giorni di sole, spiagge dorate, lui con un cuore che batteva veloce, incontro a lei un sorriso e un battito mancato. Oh, quelle notti estive con le stelle che brillavano nel cielo. Andiamo ancora più su con il terzo posto, la terza fascia Miss Eleganza 2025. Premiano Ivano Sacchetto accompagnato da Sara Gianferrari. Premio offerto da Station District al Bazar di Campagna Lupia con un portagioie e fiori di Villa Katia. Grazie a Sara e grazie ad Ivano. Prendete pure posto lì. Ricordo che il gioiello è di Anna by Butterfly. Allora, la terza classificata quindi. Mi serve un po' di suspense, mi aiutate? È la numero 13, Gioia Cavallari. E il mondo era nostro. Gite in bicicletta nei campi dorati, il vento tra i capelli, la libertà negli occhi. Pomeriggi a guardare il tramonto sul mare con il. Ok, adesso abbiamo la seconda classificata, la nostra Miss Serenissima 2025. Premiano Daniele Tassetto e Donatella Bosello. Per premio abbiamo la bandiera di Venezia Veneto gioiello offerto dalla gioielleria Monte Carlo, una parrucca offerta da Butterfly by Anna, un portagioie e i fiori di Villa Katia. Anche qui ho bisogno di un po' di suspense come prima, quindi siamo pronti. Un'ulteriore aggiunta anche rosa della nostra farmacia di Campagna Lupia si è ovviamente offerta per dare ovviamente un omaggio alla nostra Miss Serenissima 2025, che è la numero, fatelo con me, 19, Daniela Saric.
che ci prende, il mondo si ferma, il cuore si sorprende. Oh, 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 estate da favola, balliamo insieme fino all'aurora. Non serve altro che il mare e la luna, questa notte sarai tu la mia fortuna. Sabbia dorata, piedi nudi che ballano, nell'aria i suoni della libertà si incrociano. Un bacio rubato sotto le stelle, quest'estate di... Eccole qua le nostre ragazze fasciate. Complimenti, un applausone veramente anche a loro che ci hanno messo il cuore questa sera. Renato, siamo giunti, quindi ti devo ripassare il microfono, vai. Visto che abbiamo tutte le ragazze qua, allora dobbiamo chiamare la prima classificata, quindi l'ultima fasciata. Altre ragazze vanno via senza fascia, ma non per tutto bisogna andare via tristi, ragazze, perché come vi avevo detto prima, voi siete venute qui da Miss e andate a casa da Miss, quindi ci saranno tanti eventi ai quali sarete invitate. Non scordatevelo mai perché non vi lascio. Invece c'è una bella sorpresa perché questa ho sentito il Gaetano Bregantin, che è il presidente della GS Voga, la Veneta, che insieme al suo gruppo di norma accompagna Miss Riviera del Brenta alla regata storica. Quest'anno insieme a Miss Riviera del Brenta verrà accompagnata anche Miss Social, quindi anche Claudia andrà alla regata storica vestita da marinaio. Quindi prepara il telefonino perché dovrai fare un sacco di video. E in più per tutte voi fasciate invece, quindi Miss Riviera del Brenta, anche quelle che hanno lo stemma qui di Miss Riviera del Brenta, da Miss Riviera del Brenta in poi, ricordatevi 6 di luglio, tutte al Lido di Venezia, perché settembre, scusate, sono stanco, è da stamattina alle 7 che siamo in via. 6 di settembre per la mostra internazionale del cinema di Venezia, quindi tutte andrete con il regista Thomas Toffoli a presentare il film di Thomas Toffoli all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, vestite come si deve. Per questo Miss Riviera del Brenta avrà un vestito tutto d'oro, proprio confezionato appositamente dalle sacre mani di Susanna e Miriam dell'Idea Sposa. Ecco, questo dovevo dirvi e vinca la migliore. Grazie Renato, sempre prezioso nei tuoi interventi, grazie davvero. Ok, allora siamo giunti alla prima fascia. Premiano Erika Grigia, che è qui al mio fianco, Roberta Vianello e Patrizia Zanolla. Premio offerti una valigia Byron Cato, un coupon Ryanair offerto da Miss Riviera del Brenta e fiori di Villa Katia. Ci gustiamo ancora un pochino la nostra Erika. Allora, siamo giunti alla prima classificata. Miss Riviera del Brenta 2025 è... la numero 9, Elisa Naghe! Sotto le luci, sotto il cielo, questa notte brilla solo per loro. Passi decisi sulla passerella, splendono come stelle una più bella. Camminano forti con il cuore acceso, un sogno che vola, un fuoco sospeso. Miss Riviera, regine del momento, tra applausi, sorrisi e puro talento. Tu sei unica, tu sei splendida, lascia il mondo guardare, sei magnetica, brilla forte e fai sentire
festa ovviamente Dance and Activity, i nostri protagonisti qui presenti, li ringraziamo ovviamente anche per averci portato delle super ballerine questa sera che ci hanno deliziato ovviamente la serata. E grazie per l'applauso, facciamo fare una mega passerella alla nostra bellezza Miss Riviera del Brenta 2025, Elisa Enache, complimenti! Ogni sguardo un'onda che danza, questa notte è tua, vola su quel palco, lascia che il ritmo ti porti più in alto. Miss Riviera, è il tuo momento, lascia il mondo senza fiato nel vento. Miss Riviera, tu sei magia, passi dorati in questa follia, sei sogno che tutti vogliono vivere, un'emozione che fa il cuore vibrare. E quando il sipario scenderà, il ricordo brillerà come una stella. Miss Riviera, la tua energia rimarrà per sempre pura poesia. Miss Riviera, tu sei magia, passi dorati in questa. Grazie a Renato, grazie a Miss Riviera del Brenta, grazie ovviamente all'amministrazione di Campagna Lupi, ai nostri fotografi, a tutto il pubblico qui presente questa sera e alla nostra super giuria. Grazie ai Fiori di Villa Katia, ovviamente, Dea Sposa by Miriam, Luca, sì, anche Luca fu fondamentale ovviamente a darci sempre una mano, anche dietro le quinte. E tutti gli sponsor presenti qui questa sera. In ultima ma non ultima ovviamente un grazie particolare a Chiara Trincanato e Stefano che l'accompagna sempre, e alla nostra Asia, eccola qua. Asia, saluta tutti, vai! Ciao a tutti! Ci vediamo il prossimo anno. Grazie Asia a te per avermi dato una mano quest'anno. Buona serata a tutti e buonanotte! Carissimi amici di GD Ferro Team, buonasera. Buonasera, abbiamo finito finalmente. Grazie al cielo. Seconda. Come si può vedere dalla mia frangetta, è terminata questa lunghissima giornata di finalissima di Miss Riviera del Brenta. Assolutamente sì. Bellissima, ma un caldo. La Beatrice ha sofferto, però siamo qui perché questa sera ha vinto la nostra fascia di Miss GD Ferro Team, questa ragazza giovanissima che però va detto, eravamo unanimi io e te, sì, Beatrice. Subito. L'abbiamo decisa subito, anche dopo averci parlato eravamo ancora più convinte. Complimenti alla nostra nuova Miss e ora ti tocca presentarti al tuo pubblico. Mi chiamo Milena, ho 15 anni, abito a Vigonovo sotto Venezia e studio al liceo artistico di Padova, faccio il primo anno e nel tempo libero mi piace fare qualsiasi cosa sinceramente, soprattutto stare con gli amici perché secondo me un rapporto di amicizia è molto importante e non mi sarei mai aspettata di vincere questa sera, però sono davvero molto felice, grazie ancora. Ma figurati, gli amici dimenticateli. Dimenticateli perché noi abbandoniamo famiglia, amici, parenti, non cani, siamo più, gatti, animali, non siamo più presenti a nulla nella nostra vita. Via. Allora, tu sai tesoro che comunque hai un'età molto giovane, noi ti abbiamo voluto comunque premiare perché abbiamo visto del talento in te. Grazie, e comunque grazie. anche una bellezza non considerevole. Però sai che probabilmente noi ogni tanto ti vendremo a chiamare dietro i tuoi impegni, non sei assolutamente obbligata, certo. Si può dire di no. La Beatrice non può, io non posso, tu puoi. Però sai che se hai piacere di farti qualche esperienza, così magari usciamo anche un po' dal guscio, noi siamo disponibili. Certo, grazie mille, grazie. Bene, io sono contentissima di averti dato la fascia questa sera. Grazie. Ti abbiamo vista subito, abbiamo subito pensato che questa fosse la tua fascia e quindi io sono fiera di avere una nuova Miss GD Ferro Team per Miss Riviera del Brenta. Assolutamente sì, anche perché te lo dice una ex, esatto. una vecchia. Avete presente il detto gallina vecchia fa buon brodo? Beatrice, vecchia fa Miss buon brodo. Riviera del Brenta, Miss GD Ferro Team. Quindi siamo sempre qua. Bene, carissimi amici, io saluto la nostra Milena. Assolutamente, e noi passiamo alla prossima Miss.
Miss Fotogenia 2025, lei è? Busella Alessia. Allora Alessia, chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita, quanti anni hai, hobby, passioni, hai mai ucciso un triceratopo? Prego. Ho 19 anni, vengo da Mussolente, che è un paesino vicino al Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Ho appena effettuato la maturità, quindi vorrei entrare all'Università di Padova in logopedia, ma nel frattempo lavoro come cameriera in un agriturismo lì vicino a dove abito io. Effettuato perché era tipo un'operazione a cuore aperto, questa maturità è stata difficilissima, preparazione prima, preparazione dopo, madonna mia, è sempre più un trauma quando le senti. Hai finito, adesso se vuoi fare l'università di logopedia hai 5 anni di inferno pronta a soffrire, e dopo c'è anche il di magistrale. Aspetta, perché lei dopo ha la specializzazione, il l'esame di Stato, il tirocinio, il bando. Amore mio, hai scelto una cosa lunga, molto molto lunga. Però questa sera hai vinto questa splendida fascia che ti terrà almeno per un anno. Hai abbastanza impegnata quel pochissimo tempo libero che hai. Quindi sei contenta? Sì, sono molto contenta, non pensavo di vincere questa fascia. E buonanotte, noi passiamo alla prossima Miss. Miss Sorriso 2025, basta, va bene, l'avete già vista, sappiamo già chi è. A posto, Via, ciao, in arrivederci. pensione. Arrivederci, buonanotte. Va bene, no? Ma per chi si è appena iscritto, chi ci vede per la prima volta, chi non ha idea di chi sia questa bellezza, prego, presentati al nostro pubblico. Buonasera a tutti, io sono Elisa, ho 19 anni e sono una studentessa universitaria di farmacia e stasera ho vinto il titolo di Miss Sorriso 2025. E noi di GD Farotin siamo super contenti. Siamo contenti solo perché Giulia ha trovato pane per i suoi denti durante le interviste e lei è stata magistrale. Lei è stata pazzesca, Magistrale. lei è stata pazzesca. È che ti dirò, noi avevamo già fatto una scelta come amici di Ferro Team, ma se no c'era un'altra candidata che io avrei preso molto volentieri, che lei è. Sì, ma lei eravamo era d'accordo su in ballottaggio assolutamente. Grazie. Questo va detto dalla regina del male, fidati che è un onore. Allora, come ci sentiamo? Beh, sono molto orgogliosa perché per me Miss Riviera del Brenta, ho sempre detto, non è una semplice competizione di bellezza, ma è stato un percorso e penso di averlo concluso quest'anno al meglio e chissà, magari l'anno prossimo riproverò di nuovo e vediamo cosa mi riserverà il futuro. La terza è quella buona. L'evento che non vedi l'ora di fare come fasciata di Miss Riviera del Brenta. Il primo è la mostra del cinema di sicuro, ma poi anche tutte le iniziative di volontariato di Renato che sono sempre meravigliose, commoventi, mi piacciono tantissimo. Va bene, noi ti lasciamo e noi passiamo alla prossima. Grazie ragazze, ciao a tutti. Miss Serenissima 2025, lei è? Diana. Diana, nome e cognome, da dove vieni, quanti anni hai, cosa fai nella vita, sogni nel cassetto, hobby, passione, mi hai ucciso un triceratopo, prego, vai. Parla prima che mi sviene la donna. Mi fai paura. Grazie. Mi fai paura. La nostra Beatrice è un pelo esaurita, tu devi capire una cosa, lei se non prende 5 polasi al giorno con il caldo muore. Da notare quando, allora devi capire questo, vedi la frangia, più la frangia si apre, più esaurita è Beatrice. Prego tesoro. L'ho notato oggi. Allora, mi chiamo Diana, ho 20 anni, vengo da Ponte di Piave, una provincia di Treviso e niente, mi sono classificata come seconda con Miss Serenissima, sono molto contenta. Sono nel cassetto, sono ancora un po' indecisa perché non so cosa fare nella vita. Work in progress. Intanto adesso lavoro, però sto pensando all'università oppure l'hostes di volo, vedremo. Vabbè, comunque ogni strada che farai sicuramente ti porterà lontano, anche perché tu stasera hai vinto doppia fascia. Esatto, ho vinto doppia fascia. Hai vinto doppia fascia, quindi doppia opportunità, doppio tutto. Esatto. E tra l'altro io adesso non è che io voglio essere la patriottica di turno, perché non è che poi voglio essere puntigliosa. Però Serenissima, la grande Serenissima di Venezia, una delle fasce con un nome storico tra le più importanti, cioè è una fascia che ha un onore. Vedi che lei ha capito, però ignorante. Esaurita. Brava, esaurita. Brava, esatto. Sei esaurita. Esatto, esaurita. Va bene, io ti lascio andare. Giulia, possiamo lasciarla andare? Possiamo Dobbiamo portarla a casa come Possiamo bandiera. lasciarla andare. Perfetto, passiamo alla prossima Miss. Vabbè, ma se io le adotto tutte, al massimo adotterò anche lei se vuole essere portata a casa. Che dobbiamo fare? Ora ci troviamo qui, carissima la mia Giulia, con la Miss delle Miss. No. Miss Social, la Miss delle Miss. No. Scelta dalle Miss e dai social, quindi dalle Miss. No. Lei ha fatto le visualizzazioni, i like, le condivisioni. Senti, a quanta gente hai mandato il tuo reel? C'era la nonna, secondo me, che gli ha detto: nonna,
tu nel dubbio tieni sempre questo acceso, perché sai che quando si riproducono fanno comunque esagerazioni. A tutti tu tienilo acceso, mettilo proprio come blocco schermo. Ho messo un sacco di storie con scritto "si va, passate a votare", in più mi sono fatta aiutare da mia mamma che mi è sempre stata vicina. Scusate un secondo, di questo percorso. Staff di Miss Riviera, possiamo aspettare un minutino? Grazie. Ce l'avevamo i botti di Capodanno, la Chiara Trincanato, esatto, che si sfogava sui palloncini. Quindi stavamo dicendo, la nonna praticamente ha mandato in rila a tutte le sue colleghe. Diciamo che lei si è impegnata molto a livello social. Oh, la mamma l'ha fatto. Brava mamma, applausi. Mamma. Sei contenta? Sì, moltissimo. Non me l'aspettavo perché ero lì con un'altra ragazza, quindi non me l'aspettavo proprio del Bene, ma tutto. io mi sono dimenticata una cosa fondamentale. I Chi nostri sei, amici da non dove sanno vieni, nome, cognome, hobby, passioni, scheletri nell'armadio. Non lo dici bene. Prego, presentati al nostro pubblico. Allora, io sono Claudia, ho 18 anni, vengo da Campagna Lupia e nella vita studio ancora, faccio l'istituto alberghiero al Musatti ad Olo e come indirizzo frequento l'accoglienza turistica, quindi hostess. Peccato, io speravo una cuoca. No, mi dispiace, non fa per prendiamo me. il suo numero. Ho bruciato i popcorn, quindi non Quelli al sono microonde in proprio- sacchetto. Esatto, quindi se non so fare quelli non so fare altro. No, direi che possiamo passare oltre, Esatto. assolutamente. Niente, lo staff di Miss Riviera vuole ucciderci. Sì, no, vabbè. Va bene, carissima Claudia, noi ti lasciamo andare. Assolutamente, Grazie sì, anche mille. perché secondo me No. ce ne manca una. No, qua ce n'è una che secondo me deve ancora venire al patibolo, vero? Sì, è là dietro, nascosta. Quindi noi passiamo alla prossima Miss. Ciao. Miss Eleganza 2025, perché le sto presentando tutte io tra l'altro? Miss Eleganza 2025, lei è? Gioia Cavallari, buonasera. Gioia, stella del mio cuore. Passetto avanti. No, ma noi siamo dei mostri mangia missa a 8 teste. Allora, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto presentati al nostro amato pubblico. Allora, sono Gioia Cavallari, ho 16 anni e vengo da Fiesso e nella vita faccio la studentessa. E come hobby mi nascondo nelle scale perché ho paura di Giulia e Beatrice per le interviste di GD Ferro Team. Cosa studi di bello? Allora, purtroppo faccio l'alberghiero. Purtroppo, perché purtroppo piace? Perché non mi piace questa scuola qua, però la devo finire. Non sei in tempo per fare un cambio indirizzo? No, perché a settembre vado in quarta. Dai, resisti. Vabbè, hai finito. Cos'è che vuoi sai fare cosa da ti grande? serve? Un diploma. Una volta che hai un diploma all'università puoi sceglierti quella che vuoi, non c'è un obbligo di nulla. Esatto. Cosa vuoi fare da grande? Ha avuto un attimo di stato catatonico. Da grande vorrei fare la modella. È sempre stato un sogno. Però la modella di solito va in avanti. Ovviamente la Deborah ci passa davanti. Io l'ho detto, il filo spinato elettrico metto. Basta, non ho più pietà. Le modelle, ti dicevo, vanno in avanti. Tu fai un po' il granchietto, guarda che vai indietro. Bene tesoro, noi ti auguriamo di esaudire tutti i tuoi sogni. Comunque sai che anche con Miss Riviera avrai anche moltissime opportunità. E noi ci vediamo con la prossima Miss. E Miss Riviera del Brenta 2025, piccolo spoiler, io l'avevo azzeccata. Sì, questo è vero. È la nostra, prego. Elisa Tenache. Oh, ce l'abbiamo fatta. Bene Elisa, raccontaci un po' di te, quanti anni hai, da dove vieni, cosa fai nella vita, hobby, passioni. Allora, appunto sono Elisa, ho 21 anni e vengo da Scorzè in provincia di Venezia. Nella vita sono una studentessa di medicina e chirurgia al Lido di Venezia, infatti ad ottobre inizierò il 3° anno. Fino a un mese fa praticavo nuoto a livello agonistico, ora con tutti gli allenamenti, le gare e lo studio non riuscivo a stare a passo, allora comunque lo mantengo come hobby. Una cosa bisognava rinunciarci fondamentalmente. Bisogna anche respirare ogni Dai, tanto. chirurgo di cosa? Plastico ti assumo. Chirurgia interna mi piace. No, interna, guarda, i miei organi interni mi piacciono tanto dove sono ubicati. Però se diventerai un bel chirurgo plastico, io salverò il numero. Ottimo. Va benissimo. Allora, Parlando di Miss Riviera. rappresenti la Riviera del Brenta quest'anno. Come ci si sente? Un po' il peso sulle spalle, un po' di eventi da fare. Beh, un po' diciamo di che cose. questo, da quello che mi ricordo io, dovrebbe pesare intorno ai 4 kg, quindi un peso sulle spalle ce l'ha. Era proprio quello a cui mi riferivo, infatti. Sì, sono molto felice e onorata e non me l'aspettavo, zero proprio, e spero appunto di essere all'altezza e anche di essere da esempio ad altre ragazze per poter partecipare e portare avanti comunque questa iniziativa di questo concorso.
Ti devo fare io una domanda adesso. Tu sei pronta psicologicamente alla regata storica? Che sei in questo splendido costume con la conciatura, col trucco, 47.000 gradi, praticamente la temperatura del sole in gondola? Non vedo l'ora. Perfetto. Vabbè, È chirurgo, al massimo si autodefibrilla da sola, quello sicuramente saprà farlo. d'altronde che vuoi che ci sia? Che probabilmente ci sono un calo di zuccheri, va con la flebo. Eccomi, sono pronta. A chi dedichi la tua vittoria questa sera? Alla mia famiglia, i miei amici mi hanno sempre supportato, che sono anche venuti oggi a vedermi, quindi li ringrazio. Sì, bisogna dire che lei ha avuto tutta la famiglia, mamma, papà, sorella, mancavano il cane, il gatto e il criceto, esatto. tutti sul burchiellino. Sì, tutti sul burchiellino. Tutti sul burchiellino. O burchellino o come lo chiami tu? Burchellino. Non è vero, bugiarda. Con la nostra Miss Riviera del Brenta 2025 noi chiudiamo ufficialmente la stagione di Miss Riviera del Brenta per quest'anno. Siamo a -4, ne mancano 6 e noi sai dove andiamo? No, non là. Andiamo in ferie per una settimana. Mamma mia, poi ricominciamo. Ragazzi, che bello! Poi ricominciamo. Proprio allora che bello. Bene. Buonanotte amici di GD Farro Team e ci vediamo il prossimo anno con Miss Riviera del Brenta, che tra l'altro come ogni anno ci vediamo sotto Natale perché si parte subito con Miss Christmas. Come l'anno scorso. Non mi ricordo neanche cosa ho mangiato a pranzo. Va benissimo. Buonanotte. Ciao. E siamo qua. Quest'anno non c'è Renato perché è impegnato, però abbiamo la Miss delle Miss, la regina di Miss Riviera del Brenta, Chiara Trincanato, la figlia di Renato. Buonasera. Buonasera ragazze. Come si sente? Allora, io molto stanca, però felice di come è andata la serata. Siamo molto contenti della ragazza, che è stata una vincita veramente inaspettata, una nuova riccia. Una nuova riccia. Però va detto che io l'avevo beccata prima, L'avevi beccata? Io sì, io da subito, dopo la giornata di oggi, avevo detto a Beatrice, vedrai che vince lei. Ah, bene. Sono una strega. Una veggente. Assolutamente. Comunque Chiara dice che adesso è felice, tranquilla e serena. Fino a 3 secondi fa i botti che sentivate dalla Chiara con un coltello che infilzava palloncini in realtà con le facce delle Miss. È una penna e non è. È una penna, è una peggio. C'è tracheotomia a tutte. Non c'era nessuna faccia. Non c'era nessuna faccia. Se le è solo immaginate. Non è vero. No, sono state brave quest'anno. Sono state molto brave, devo dire, sono state in gamba, perché comunque anche loro sono dalla mattina che sono in piedi, quindi hanno avuto una giornata ricca di incontri, la gita in barca, i 2 corsi e le prove, che questo e che quello, quindi sono state brave. Vogliamo sapere anche le critiche, però basta, sto buonismo a me ha rotto le scatole. Io critiche, le solite, magari informazioni che sono già state date e non sono state ascoltate, quindi bisognava ripetere le cose un sacco di volte. In sintesi ragazze, come ve lo abbiamo detto gli anni prima con Renato, ve lo ribadisce pure Chiara, leggete i messaggi, e leggete anche il sito, leggete. Parola chiave. Cioè il Baule Shopping Center ci avrà un ottico all'interno, andateci. Sì, no vabbè, oltre a quello dai, sono più le cose positive che quelle negative. Quindi. Quello sì, diciamo che è stata una stagione bellissima, molto ricca, sì, gli impegni, gli eventi E la prossima come comincia? La prossima c'è una novità. Visto che abbiamo festeggiato il 10° anno, l'anno prossimo dobbiamo iniziare con il botto e forse ci aspetta Venezia. La prima tappa, no? Sì. Prima tappa Venezia. Bello. Venezia Tronchetto, sempre in collaborazione con la Venice Marathon, ci sta abbracciando, quindi iniziamo a collaborare, quindi ci stiamo pian piano espandendo e siamo molto felici di questa cosa. Chiara, unico appello da veneziana, proprio che è nata coi piedi in acqua salsa. Guardiamo prima le maree, perché io portare il caretto, Mario e la Beatrice in spalla se c'è l'acqua alta, la vedo difficile. Pensare anche al piano B, certo. La vedo difficile, quindi qualcosina sempre di quel metro un po' più in alto, capito? Va bene. Per il resto sicuramente saremo sopra un palco, però ora basta spoiler. Basta. Va bene. Più o meno una data di ripartenza ce la dai? Un mese? Non sarà quest'anno, sarà nel 2026, quindi
Quindi qui non, basta. non facciamo più il concorso nell'anno, non facciamo più Miss Christmas. No, ovviamente bisogna cambiare, non possiamo Giusto, fare sempre le giusto, stesse giusto, cose. giusto. Se quest'anno c'è stato, l'anno prossimo non ci sarà, vediamo. Non possiamo essere ripetitivi. Allora noi ci diamo appuntamento certo nel 2026. Esattamente. Comunque ci vediamo prima perché Miss Riviera del Brenta fa un sacco di eventi, la Menis Marathon. Quindi mi raccomando, seguiteci. Assolutamente, su tutte le pagine. Che fanno un sacco di cose belle. Vi Grazie. auguro il meglio, so che siete pieni di lavoro, quindi adesso andiamoci noi stiamo a contando dormire. i giorni delle ferie. Prima però una bella doccia. Sì, la doccia Tutti sì. sotto l'acqua perché io non ne posso più, appiccico, ve lo dico. Buonanotte. Buonanotte a tutti, ci vediamo il prossimo anno. Sempre pura poesia.